Io andrei subito, Giulia, da Tata Lucia per fare la domanda. Ma che cosa farà lei stasera, Tata Lucia? Stasera quasi quasi mi vado a mangiare qualcosina lì a quel ristorante che dite sempre, cos'è? Il Monte Mulin. L'Osteria Montemolina, Brava! brava Tata. L'Osteria Montemolina è una location davvero molto esclusiva e adatta ad ogni tipo di situazione, dove è possibile assaporare dalle specialità di carne e pesce, oppure potrete concedervi e gustare una semplice pizza cotta nel forno a legna. Ricordiamo dove si trova, l'Osteria Montemolin si trova in via dell'Orsa Maggiore 1 a Somma Campagna a Verona. La fanno la minestra di Semolino. Cura anche l'educazione alimentare, cara Tata Lucia. Certamente, certamente. Beh, insomma, un po' dappertutto. Bisogna mangiare completo, hai capito? Non bisogna mangiare solo, come dite voi, i potacci, quelle cose lì, le merendine piene di roba che fa male. Poi vengono i brufoli. E soprattutto hai capito? anche la disciplina a tavola, giusto? Certamente, bisogna stare composti a tavola. Ad esempio, i bambini non si devono mettere le dita nel naso, eh? No, non si fa. mettono. Vi sta simpatica Tata Lucia? Volete fare un applauso? Grazie. Va bene. Scusa Gigi, è importante sapere che se per caso vi scappa il ditino nel naso, poi non si mettono sotto il marmetto del termone. Vanno messe nell'umido e in fretta perché sennò vanno nel secco. Va bene.